ci hanno detto di stare calmi, che non sarebbe successo nulla se rimanevamo calmi e tranquilli. Io ho cercato di collaborare da subito perché non avevo nessuna intenzione che la cosa sfociasse nel dramma. Una notte di terrore, quella vissuta dal noto critico d'arte Giovanni Granzotto e da sua moglie nella loro villa in Viale Zancanaro a Sacile. La coppia, sorpresa nel cuore della notte insieme al proprio cane, è finita nel mirino di una banda di rapinatori composta da 3 uomini a volto coperto dall'accento riconducibile all'Est Europa. I 2 coniugi sono stati tenuti in ostaggio dai malviventi per diversi minuti, mentre tra gioielli antichi, orologi di valore, bottiglie di vino pregiato e oltre 1.000 euro in contanti, il colpo ha fruttato un bottino di circa 40.000 euro in totale. Ho dato delle indicazioni dicendo che soldi non ce n'erano, non c'era una cassaforte, però ho indicato dove si trovavano i gioielli e diciamo con il palo che è rimasto in camera nostra che ha anche controllato mia moglie cosa avesse al polso, un orologio, ma che non ha osato strapparglielo. Sono riusciti verso il giardino, almeno così ho trovato le tracce, dallo stesso punto in cui erano entrati. Secondo quanto appreso sul posto, la banda sarebbe entrata attraverso il cortile posteriore da una finestra del piano terra con la tecnica del foro. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Sacile su quello che non sembrerebbe essere un episodio isolato sul territorio. Dalle forze dell'ordine e dallo stesso Granzotto sarebbero state segnalate anche altre ville colpite allo stesso modo, non solo in Friuli ma anche in Veneto. Non si esclude possa trattarsi della stessa banda, ma saranno le indagini dei carabinieri a fare chiarezza.